E il trucco consiste nel trovare la carta dello spettatore. Questo trucco è da me brevettato, ma molto probabilmente qualcuno ci avrà pensato prima di me. Il trucco inizia con il mischiare le carte. Chiedo allo spettatore di scegliere la carta. In questo caso lo spettatore sarò io. Adesso mi giro e prendo la carta. Ok. Spezzo il mazzo in due parti. La carta posso decidere se mettere qua o qua. Adesso io la voglio mettere qua. Ok. Mischio più di una volta e vado a spezzare il mazzo. E come per magia io so la carta. Adesso la vado a prendere. La carta che ho scelto era il getto di picche. Ok, ora la spiegazione del trucco. Prima di tutto si mischia un po' il mazzo, poi si chiede alla vittima di scegliere una carta a caso. In questo caso andrà a scegliere un 7 di picche. Poi si spezza il mazzo in due parti e lo si può mettere qui e qui. Adesso lo voglio mettere qui. Ok, si mischia. Si mischia un po' il mazzo. Adesso in questo momento io so la carta perché la carta era per prima. Vedete? Ok. Poi magari spezzate il mazzo e andate a estrarre la carta scelta dallo spettatore. Lo spettatore aveva scelto il 7 di picco. Grazie, spero che vi sia piaciuto.